Ci chiediamo che cos'è un sinodo. Da quando Bergoglio è diventato Papa della Chiesa Cattolica, Habemus Papa! abbiamo imparato a sentire sempre questa parola sinodo e da poco abbiamo celebrato un sinodo sull'evangelizzazione, sull'amore e sulla famiglia e adesso viene chiesto di celebrare un sinodo per i giovani. Ma cos'è un sinodo? Possiamo capirlo partendo dall'etimologia della parola. Siun odos sono due parole greche che significano siun, insieme, odos, cammino, ovvero camminare insieme. È un organo della Chiesa che aiuta la Chiesa stessa a prendere delle decisioni insieme, in assemblea. Si esprime così la vera essenza della Chiesa, cioè la comunione, la collegialità, lo stare insieme. Il Papa si avvale di questo organo che per diritto canonico è solamente consultivo, ovvero ci si consiglia ma non può deliberare, quindi fare delle leggi, legiferare. È un organo col quale il Papa chiede ai vescovi e agli altri componenti della Chiesa di mettersi attorno in assemblea e discutere di alcune questioni, di alcuni argomenti. La cosa interessante è che a queste assemblee non partecipano solamente prelati o persone di chiesa, ma anche gente distante dalla fede cristiana, a volte anche persone non cattoliche, non credenti. Questo è importante perché si apre così a 360 gradi l'ascolto di tutte le esigenze del mondo. In particolare un sinodo dei giovani si metterà in ascolto anche dei ragazzi. I vescovi sono chiamati a riunirsi in assemblea con dei giovani per ascoltare i loro bisogni e le loro esigenze. Il sinodo dei giovani chiede il Papa che si svolga affinché si possa ascoltare che cosa hanno da dire i giovani, che cosa vorrebbero dalla Chiesa e come la Chiesa possa andare incontro a loro. I vescovi sono convocati dal Papa. Il Papa presiede il sinodo e il Papa infine lo conclude. Il sinodo solitamente si conclude con un documento post-sinodale, ovvero all'indomani della celebrazione del sinodo il Papa raccoglie tutto ciò che si è detto e poi ne stila un documento che rappresenta l'orientamento della Chiesa per affrontare queste tematiche.